160.000 capi contraffatti sequestrati a Trieste, altri 74.000 diretti in Germania, dogane e guardia di finanza stroncano un traffico internazionale. L'assessore regionale Amirante sul collegamento marittimo Trieste-Grado salta 6 mezzi non idonei, Russo contrario al ritorno dell'Adriatica. L'assessore regionale alla sicurezza Roberti interviene sullo sgombero del Silos, sullo spostamento a Camposacro dei migranti in arrivo. Lo Stello Scout precisa non diventerà un centro di accoglienza. Uno studio nazionale promuove il sistema sanitario regionale in crescita rispetto allo scorso anno. L'assessore Riccardi, ciò mette fine alle polemiche. Settore della pesca preoccupato per il fenomeno delle mucillagini, il problema riguarda l'Alto Adriatico, allarme per l'economia. BAT festeggia il primo anno di attività a Trieste, dati alla mano, investimenti per 84 milioni di euro, 153 nuovi assunti. Presentata l'edizione 2024 di Triscale, torna il Festival della Musica Celtica fino al 30 giugno nel Boschetto del Ferdinandeo. Buonasera telespettatori di Tele4 e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che si apre con la cronaca, con un'imponente indagine condotta dall'Agenzia delle Dogane e dalla Guardia di Finanza di Trieste che ha stroncato un traffico di merce contraffatta che, se immessa sul mercato, avrebbe garantito introiti per 20 milioni di euro. Traffico analogo stroncato anche verso la Germania. 160.000 fra capi di abbigliamento ed accessori di numerosi marchi nazionali ed internazionali sono stati sequestrati al termine di un'imponente operazione condotta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Trieste e dalla Guardia di Finanza triestina. La merce era stata rinvenuta in un container proveniente dal porto turco di Pendik, intercettato nello scalo Giuliano, e riportava perfettamente riprodotti i loghi di aziende fra le più importanti a livello mondiale. Il carico insolitamente eterogeneo e il coinvolgimento di società estere non direttamente collegate al settore del commercio di abbigliamento hanno portato ad un approfondimento del controllo sui beni, che si presentavano di ottima fattura sia per la realizzazione che per il confezionamento. Le perizie, affidate direttamente alle aziende titolari dei vari loghi, hanno consentito di classificare i prodotti come contraffatti. Inoltre, accertamenti ulteriori hanno consentito di risalire ad un'altra e speculare spedizione che, transitando per il nostro paese, stava per raggiungere la Germania e di sequestrare 74.000 ulteriori articoli fra abbigliamento, borse e calzature. Se fossero stati messi sul mercato, i capi di abbigliamento e gli accessori posti sotto sequestro, in entrambi i casi occultati da articoli tessili trasportati regolarmente, avrebbero garantito introiti per quasi 20 milioni di euro. E da un sopralluogo effettuato dal nucleo di polizia commerciale della polizia locale di Trieste in zona Borgo Teresiano sono emerse irregolarità per quanto riguarda l'etichettatura di vestiti e dispositivi di protezione individuale. L'attività si è conclusa con il sequestro di 469 capi di abbigliamento, vestiti, costumi, cappelli senza l'etichetta obbligatoria indicante la composizione del tessuto e le informazioni sulla fabbricazione del prodotto. Sequestrati anche 126 occhiali da sole privi delle avvertenze e delle indicazioni sulla composizione del prodotto. Soddisfazione per l'operazione è stata espressa dall'assessore comunale alla sicurezza Caterina De Gavardo in una nota. Ci sono critiche da parte dell'opposizione in Consiglio regionale per l'opzione avanzata da APT Gorizia di riutilizzare l'imbarcazione adriatica per il ripristino del collegamento marittimo Trieste-Grado. Vediamo il primo di due servizi che abbiamo dedicato a questa questione. Il collegamento marittimo Trieste-Grado continua a far discutere la classe politica. L'opposizione pressa sulla necessità di fare chiarezza sull'accaduto del 12 giugno e parallelamente contesta la proposta di APT Gorizia di riattivare il servizio con un'altra imbarcazione facente capo al gruppo Vidali, ovvero l'Adriatica, già operativa su quella linea negli anni scorsi. Il più veemente sul tema è il consigliere regionale del Partito Democratico Francesco Russo, che critica l'opzione avanzata perché a suo giudizio non idonea per la tratta sul Golfo, al contrario del percorso in laguna. Quello che sembra incredibile è che abbiamo sfiorato purtroppo una tragedia. Dobbiamo ringraziare ancora una volta Guardia Costiera, Vigili del Fuoco per essere intervenuti. La Regione continua a fare spallucce. Un anno fa avevamo segnalato che su quella tratta non c'erano le condizioni di sicurezza. Ieri l'assessore Amirante si è quasi
scocciata perché ricordavamo le responsabilità di APT e della Giunta di non aver vigilato. La notizia incredibile oggi è che tornerebbe in servizio la motonave Adriatica, cioè addirittura la motonave che era stata sostituita dall'Audace perché era ancora meno in grado di navigare nelle acque del Golfo. La motonave Audace resta sotto sequestro per l'indagine aperta dalla Procura di Gorizia con l'APT, che ha reso noto di essersi costituita parte offesa e di aver nominato un perito. L'azienda ha inoltre diramato una nota dove riepiloga l'esercizio svolto dall'Adriatica con circa 22.000 passeggeri trasportati nel 2021 e 19.000 circa nel 2022, numeri che però non convincono l'opposizione, che rimane ferma sulle proprie posizioni rispetto alla pertinenza di quell'imbarcazione in virtù delle sue caratteristiche e dal fatto che in diverse occasioni tale servizio è stato sospeso per guasti o problematiche di altra natura. Una motonave a chiglia sostanzialmente piatta, adatta, come dicono tutti gli esperti, per navigare in laguna. Sembra veramente una presa in giro, ma con grandi responsabilità, perché la tragedia si è sfiorata una volta e tentare la sorte, sfidare la sorte un'altra, sembra veramente da folli. E immediata arriva la replica dell'assessore regionale ai trasporti Amirante, che lascia intendere in mancanza di alternative idonee il servizio rischia la sospensione per quest'anno. La replica è che più chiedere chiarezza all'intervento del consigliere Russo è stata un'accusa rivolta nei confronti degli uffici della regione ed sono state parole molto pesanti che valuteremo ovviamente come reagire anche da un punto di vista della difesa dell'immagine della regione. Non si fa attendere la replica all'attacco del consigliere Francesco Russo da parte dell'assessore regionale ai trasporti Cristina Amirante e ribadendo che quella di far rientrare in servizio sulla tratta Trieste-Grado la motonave Adriatica è solo una delle ipotesi, l'assessore spiega che c'è bisogno ancora di un po' di tempo per valutare quelle che saranno le proposte alternative dell'APT di Gorizia per sostituire l'Audace. La regione in questo momento sta vagliando le offerte che sono pervenute da parte proprio delle società di trasporto che gestiscono il TPL per valutarne la validità o meno in sostituzione della motonave Audace. Per la valutazione ci vorrà ovviamente qualche giorno da parte degli istruttori che seriamente stanno valutando, ovviamente come hanno sempre fatto, quelle che sono le proposte anche in luce delle certificazioni che vengono ovviamente rilasciate. Quindi non è la regione ovviamente a dover né certificare né autorizzare il transito di un mezzo e chiaramente deve vedere e verificare se i mezzi rispondono a quello che è previsto dal contratto generale, che peraltro non è stato scritto né da questa giunta né da quella precedente, di cui insomma Russo dovrebbe essere ben a conoscenza. Se le soluzioni proposte non fossero percorribili e se non si presentasse alcuna offerta alternativa, l'assessore paventa la possibilità di sospendere per quest'anno il servizio di trasporto marittimo Trieste-Grado. Ci vuole il giusto tempo per valutare quello che è stato offerto. Qualora non fosse ritenuto idoneo, ovviamente dobbiamo chiedere eventualmente un'ulteriore soluzione, con il rischio, che è un rischio ovviamente che dobbiamo dirlo e anticiparlo, anche di non svolgere quel servizio per quest'anno. L'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti è intervenuto sullo sgombero del Silos e sullo spostamento a Camposacro dei migranti in arrivo. L'ostello scout, ha precisato, non diventerà un centro di accoglienza. Nel momento in cui ci sarà lo sgombero del Silos, quelle persone andranno via e verranno ricollocate altrove. E viene ricollocato altrove chi ha diritto di rimanere sul territorio nazionale. Però se uno è illegalmente sul territorio nazionale e ha avuto la domanda respinta già per la richiesta di protezione, quindi è a tutti gli effetti un clandestino, non ha diritto all'accoglienza, deve semplicemente essere espulso. È netta la posizione dell'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti in merito all'ormai imminente sgombero del Silos. Eppure sul rischio che i migranti in arrivo sulla rotta balcanica vadano poi a occupare altri spazi, ad esempio all'interno dei magazzini del Porto Vecchio, l'assessore ha le idee chiare. Se non vuole essere espulso e quindi scappa, se ne va via, sparisce eccetera, è chiaro che potrà cercare qualche altro posto dove andare a trovare rifugio, ma a quel punto bisogna intervenire immediatamente per sgomberare.
Perché quelle evidentemente saranno persone che non hanno diritto di rimanere sul territorio nazionale. Camposacro sarà dunque una tappa per le prime pratiche all'arrivo dei migranti e dovrà mantenere di continuo posti liberi. Sarà un centro in cui la persona arriva, fa le varie visite mediche, fa tutto quello che deve fare, ma nell'attesa di essere trasferito. Cioè l'obiettivo è quello di alleggerire Trieste e questa è la volontà specifica non soltanto dell'amministrazione regionale ma di tutti gli enti coinvolti, anche perché è chiaro che se Trieste è porta d'accesso della rotta balcanica non si può arrivare a una situazione in cui tutti i posti sono esauriti, perché quando tutti i posti sono esauriti vuol dire che se arriva ancora qualcuno non sai dove metterlo e si ricreano situazioni tipo quelle del Silos. Un'altra parte dei posti deve rimanere sempre vuota e deve essere svuotata continuamente, e questo è individuato nella struttura di Camposacro. Ci sono notizie confortanti per quel che riguarda la sanità in Friuli Venezia Giulia che arrivano da uno studio CREA che rileva il sostanziale apprezzamento dei servizi forniti, benché nella classifica finale il Friuli Venezia Giulia raccolga comunque una sufficienza. Ma vediamo il servizio. L'Italia è divisa in due per quanto riguarda le performance sanitarie e sociosanitarie delle regioni, con gli indici più alti al centro-nord, anche se il sud registra maggiori miglioramenti. Il 55% degli italiani risulta vivere in regioni con risultati soddisfacenti per la tutela della salute, mentre per il 45% le cose non vanno del tutto bene. Tutto ciò emerge dal rapporto 2024 Opportunità di tutela della salute, le performance regionali. L'analisi è condotta da 104 esperti raggruppati dal CREA Sanità, Centro per la ricerca economica applicata in sanità, per il quale operano ricercatori e docenti universitari di vari campi. Veneto, Piemonte, Bolzano e Toscana, oltre 13 milioni di abitanti complessivi, sono promosse con livelli di tutela della salute migliori delle altre e con un indice di performance che supera il 50% del livello massimo, rispettivamente 60, 55, 54 e 53%. Promosse anche Friuli Venezia Giulia, Trento, Emilia Romagna, Liguria, Valle d'Aosta, Marche e Lombardia, popolazione totale 19 milioni e 300 mila abitanti, ma con la sufficienza. Raggiungono dunque livelli di performance fra il 45% e il 52%. Rimandate invece con livelli tra il 37 e il 44% Sardegna, Campania, Lazio, Umbria, Abruzzo e Puglia, circa 18 milioni e 900 mila abitanti complessivi. Fortemente insufficienti, livello di performance inferiore al 35%, Sicilia, Molise, Basilicata e Calabria, circa 7 milioni e 500 mila abitanti. Ci sono alcune integrazioni al servizio. Il Servizio Sanitario della Regione Friuli Venezia Giulia ha registrato un complessivo miglioramento delle performance valutato in 8 punti percentuali rispetto alla rilevazione 2023, una tendenza che continua a mostrare risultati positivi, evidenziando dal 2017 ad oggi un incremento che va dallo 0,35% allo 0,50% attuale, con tendenza a ulteriori progressioni. Anche questo è certificato dal report della CREA. Secondo l'assessore alla salute Riccardo Riccardi, la visione prospettica che ci offre questo studio è dirimente rispetto a qualsiasi polemica. È con il governo del centrodestra che alla sanità regionale è stata impressa una svolta verso il miglioramento. Non siamo noi a dirlo, ma un ente terzo, indipendente e autorevole, come l'Università di Tor Vergata. Giriamo pagina, scatta l'allerta mucillagini nell'Alto Adriatico, le immagini che vedremo adesso si riferiscono alla situazione registrata in tarda mattinata al Bagno Bsogna. Lo rende noto Confcooperative Fedagripesca, che ha segnalato insieme alle altre sigle del movimento cooperativo il problema al MASAF, ad alcuni istituti di ricerca e alle regioni interessate al fenomeno. Non siamo ancora in emergenza, ma ci sono segnali preoccupanti che arrivano dai pescatori del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e dell'Emilia Romagna. Siamo abituati a questi tipi di fenomeni, sottolinea Fedagripesca, ma quest'anno la consistenza sembra essere più importante da minacciare seriamente il regolare svolgimento delle attività di pesca. La preoccupazione degli operatori, già fortemente privati dal fenomeno del granchio blu e dai relativi numerosi ed ingenti danni, è altissima. In particolare, sottolinea l'associazione, il fenomeno è presente a largo delle coste di Caorle, sulle Tegnue di fronte al litorale di Chioggia e nel parco marino di Trieste, dove le cooperative segnalano un intenso fenomeno di mucillagine sia in sospensione che sul fondo, che deriva probabilmente dalle alte temperature e dalla scarsa presenza di termoclino.
La consigliera regionale del Patto per l'Autonomia Giulia Massolino ha presentato 2 interrogazioni alla Giunta regionale per quanto concerne i trasporti ferroviari ed aerei. Entrambi i documenti chiedono di incentivare maggiormente gli spostamenti su rotaia in quanto meno inquinanti. Con una spinta che guarda molto all'ambiente, alla reale utilità dei trasporti via treno e anche alla nota contrarietà alla cabinovia, la consigliera regionale di Patto per l'Autonomia Giulia Massolino ha presentato 2 interrogazioni alla giunta regionale. Al centro proprio la ferrovia, mezzo di trasporto che per Massolino dovrebbe essere incentivato e non relegato a veicolo per trasferire croceristi in città. E spesso ci siamo sentiti dire che la linea ferroviaria sarebbe satura e questo sarebbe un motivo appunto per il progetto dell'Ovovia. Adesso però abbiamo appreso dai giornali la notizia che sarebbero previsti dei treni in più per i croceristi, quindi la linea ha trovato spazio per dei treni in più appunto per i croceristi e allora però la Vinca di secondo livello non doveva essere approvata dalla Regione. L'altra interrogazione guarda anche i collegamenti aerei. Essendo la tratta via treno Trieste-Milano ormai consolidata, Massolino si chiede il perché dell'attivazione di una tratta aerea tra le 2 città, ritenendola un doppione inquinante di cui si potrebbe fare a meno. Abbiamo presentato un'interrogazione sul volo Trieste-Milano. Il treno tra Trieste e Milano c'è, esiste, siamo in piena crisi climatica, molti paesi europei stanno vietando i voli interni e invece ci troviamo un'amministrazione regionale che sceglie di incentivare l'uso dell'aereo promuovendo delle tariffe agevolate per residenti con la motivazione della continuità territoriale. Ecco, vorremmo informare che Trieste non è un'isola e che quindi invece andrebbero appunto incentivati i trasporti su rotaia. C'è di più, perché dietro la scelta del volo Trieste-Milano sono state introdotte delle tariffe agevolate, le cui attrattività sono messe in discussione dalla consigliera d'opposizione. Nei primi 6 mesi di attivazione della linea ci sono stati 15.000 passeggeri, di cui 1.600 hanno usufruito della tariffa agevolata per residenti e quindi ci chiediamo o la tariffa non era così vantaggiosa rispetto al prezzo di mercato oppure evidentemente questo volo ha servito per lo più turisti. Ad un anno dal suo insediamento a Trieste, BAT ha portato notevoli ricadute sul tessuto economico del territorio. Lo ha spiegato uno studio del MIB commissionato per l'occasione. Investimenti per 84 milioni. BAT Trieste festeggia un anno dall'inaugurazione con uno studio commissionato al MIB sulle ricadute della sua presenza sul territorio e sono ricadute non di poco conto, ammontano a 84 milioni di euro gli investimenti effettuati fra il 2022 e il 2023 con un valore della produzione pari a 23 milioni di euro, oltre ad acquisti da fornitori del Friuli Venezia Giulia per oltre 10 milioni e un valore aggiunto generato di 15 milioni di euro. 153 i lavoratori già assunti, ma le prospettive sono più ambiziose. Da un punto di vista di processo e di tessuto che ci ha accolto è un primo bilancio estremamente positivo. Il secondo bilancio positivo è sicuramente legato invece ai numeri che questo primo anno porta con sé. Stiamo parlando di circa 153 persone assunte, abbiamo in programma di assumerne 600 direttamente, di creare 2700 posti di lavoro tra diretti e indiretti. Siamo assolutamente in linea con quelli che sono i nostri obiettivi, già serviamo con i prodotti manufatti qui a Trieste diversi paesi in Europa, abbiamo appena certificato la linea anche del Pharma nel polo produttivo di Trieste. Siamo orgogliosi di far parte di questa regione e continuiamo a crescere insieme, ha detto Andrea Di Paolo, presidente di BAT Trieste, che ha ricordato tra gli investimenti sul territorio anche la Barcolana, il Festival del Cambiamento, il calendario di eventi per favorire le competenze digitali. Da un lato la capacità di questa impresa di raggiungere il suo equilibrio aziendale e di creare valore sul territorio nell'arco di un solo esercizio e dall'altro lato di come questo valore sia stato poi redistribuito soprattutto nel territorio in cui si è insediata e quindi non è stato portato altrove e soprattutto nei confronti delle risorse umane. Certo, se penso che col 17 quando mi arrivò Barbazza che era presidente della Varzea mi disse la Varzea va via se non compri 30 ettari, poi attraverso l'autoporto di Fernetti abbiamo comprato i 30 ettari, ecco i risultati. Poi sai cos'è? Abbiamo lavorato con Zeno D'Agostino, con Friulia, tutti assieme ed ecco i risultati quando si lavora insieme.
Due nuove proposte per l'estate nell'ambito dei servizi educativi forniti dalla Regione sono stati illustrati oggi dall'assessore Rosolen. Uno di essi, il campus, registra già un ottimo successo. I progetti del terzo settore per centri e doposcuola estivi e i campus estivi gratuiti di Attiva Scuola sono le due principali novità che la Regione finanzia quest'anno per sostenere le famiglie ad affrontare la pausa scolastica. A queste si aggiunge, per i titolari di carta famiglia, la possibilità di rendicontare le spese per attività estive, tra cui centri estivi, percorsi didattici, laboratori sportivi. Lo ha annunciato l'assessore regionale al lavoro, istruzione, formazione, famiglia Alessia Rosolen nel corso della presentazione dell'offerta delle attività estive rivolta ai bambini e ai ragazzi. La prima di queste iniziative riguarda i progetti finanziati attraverso il bando per la concessione di contributi agli enti del terzo settore. Per l'anno in corso sono stati ammessi e hanno accettato il contributo 19 centri estivi e 24 doposcuola. I 19 centri estivi si rivolgono ai bambini frequentanti la scuola dell'infanzia e la primaria e ai ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Coinvolgono circa 890 tra bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni e offrono mediamente 6 settimane di servizio. I 17 dopo scuola con attività estiva si rivolgono ai bambini frequentanti la primaria e ai ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Coinvolgono circa 580 tra bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni e offrono mediamente 28 settimane di servizio nell'anno ed alcune anche nel periodo estivo. A fronte di 1 milione di euro di risorse disponibili sono giunte progettualità per complessivi 525.000 euro, di cui 294.000 per centri estivi e 231.000 per doposcuola. I campus Attiva Scuola, rivolti ad alunni delle classi quinte delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado e agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, sono, secondo Rosolen, l'aspetto più bello e innovativo dell'iniziativa, che è quella di valorizzare i talenti e offrire ai giovani attività negli ambiti delle discipline STEM, ICT, lingue, musica, teatro, sostenibilità, cittadinanza e sicurezza, scoperta del territorio e sport. I campus, completamente gratuiti per le famiglie, si svolgono dal 22 al 26 luglio e dal 2 al 6 settembre per un numero compreso fra 12 e 32 ore in orario antimeridiano. Dopo una settimana dall'apertura delle iscrizioni sono già 720 bambini e ragazzi che hanno scelto un campus. Fra quelli più gettonati vi sono i laboratori di inglese, di teatro e di sport. I termini per le iscrizioni ai campus di luglio è il 28 giugno, mentre per i campus di settembre c'è tempo fino al 19 luglio. Tutte le informazioni si possono trovare sul sito della Regione. E ancora parecchi servizi da farvi vedere quando ritorneremo dopo la pubblicità, per cui rimanete con noi. Rientriamo in studio. Il presidente della Regione Massimiliano Fedriga ha incontrato alcuni giovani della NIAF, l'associazione statunitense che ospiterà la Regione al gala dell'ottobre prossimo a Washington. Siete indispensabili, ha detto loro, per rafforzare il collegamento fra i nostri paesi. Il consolidamento dei rapporti tra i paesi non passa solo attraverso le diplomazie nazionali, che sono essenziali, o le opportunità di investimenti reciproci, a cui la Regione Friuli Venezia Giulia lavora intensamente, ma anche e soprattutto attraverso le persone. Rafforzare il collegamento tra le democrazie occidentali e in particolare tra Europa e Stati Uniti è fondamentale in prospettiva futura e così la visita nel nostro territorio regionale di ragazzi che vogliono riallacciarsi all'origine delle loro famiglie non può che favorire questo percorso. È la riflessione che il governatore Massimiliano Fedriga ha esposto ai giovani della NIAF, National Italian American Foundation, ospiti oggi a Trieste nel salone di rappresentanza del Palazzo della Regione. La NIAF è un sodalizio senza fini di lucro che ha proprio lo scopo di promuovere la storia, la lingua e la cultura dell'Italia negli Stati Uniti e di fare da punto di riferimento per i circa 20 milioni di statunitensi che vantano origini italiane. Il Friuli Venezia Giulia, ha detto Fedriga agli ospiti, è terra di incontro, di dialogo e di pace. Il ricollegamento con le proprie radici per le nuove generazioni delle comunità statunitensi di origine italiana non è semplice e richiede anni di impegno, ma è importantissimo per contribuire a costruire un modello di democrazie occidentali unito e coeso che possa in prospettiva resistere a un quadro internazionale dal quale dobbiamo attenderci ancora tensioni. Il governatore al termine dell'incontro ha ricevuto in dono un cappellino dai giovani della NIAF con i quali ha posato in alcune foto nell'atrio del palazzo. I 24 ragazzi e ragazze che hanno un'età compresa fra i 19 e i 21 anni provengono da tutti gli Stati Uniti e si tratterranno in Friuli Venezia Giulia fino al 29 giugno.
L'ex luminosa di via Carducci è stata abbattuta da diversi giorni, ma a metà luglio sorgerà la nuova struttura che sarà moderna e interattiva. Serviranno ancora un paio di settimane, forse un mese, per vedere la nuova luminosa di via Carducci. Nel frattempo l'area è stata liberata dalla vecchia struttura che è diventata un simbolo della città nel tempo, simbolo che risorgerà in chiave moderna, in chiave interattiva, tecnologica e quindi smart. In via Carducci tornerà una nuova luminosa e proprio perché la moderna concezione del manufatto sarà vocata alla tecnologia, sarà veramente luminosa. La futura luminosa, salvo imprevisti, sarà pronta a metà luglio. Lo studio Metro Area incaricato del progetto ha ideato una struttura moderna, interattiva, ma che possa mantenere l'orma della struttura ormai dismessa. In questo momento in via Carducci l'area di cantiere ha ultimato la sua prima fase, ovvero quello della demolizione, a cui seguirà la posa della fibra ottica, quindi il rifacimento del manto del marciapiede. Nell'area di pertinenza verrà sistemato un fondo drenante prima di montare la nuova luminosa, che verrà ancorata ai plinti già esistenti. Le parti della struttura saranno montate a moduli, infine saranno collocati i monitor installati dalla Govoni Impianti. C'è da fare una specifica: la luminosa, al contrario di quanto si possa pensare, è proprietà di un imprenditore che nel 2019 aveva scommesso sul manufatto con l'intento di trasformarlo in uno strumento pubblicitario tecnologico e di richiamo, sia per chi ha conosciuto l'ex installazione che per chi invece non l'ha mai vissuta. Chissà quante volte alla luminosa avremmo letto gli orari dei film con Donald Sutherland. Lo dico perché la notizia di questi minuti: Donald Sutherland è scomparso e tra i tanti film che questo immenso attore ha interpretato c'è stato anche La migliore offerta, che venne girato a Trieste, diretto da Giuseppe Tornatore qualche anno fa. Trieste ospita la 3 giorni dedicata al 31esimo congresso nazionale del Collegio dei Docenti Universitari delle discipline odontostomatologiche. Da oggi a sabato 22 giugno il Generali Convention Center ospiterà il 31esimo congresso del Collegio dei Docenti Universitari di discipline odontostomatologiche. Titolo di questa edizione: l'odontoiatria sostenibile e predicibile nel pubblico e nel privato. Un evento che quest'anno ospiterà il 22esimo congresso nazionale della Commissione Nazionale dei Corsi di Studio in Igiene Dentale nelle giornate di venerdì e sabato. Questo è il congresso dell'odontoiatria nazionale, saremo in più di 2500 da oggi a sabato. Abbiamo la presenza di tutte le scuole universitarie italiane, sono più di 35, tantissimi giovani, tante ricerche scientifiche, le migliori ricerche scientifiche vengono presentate, per cui un aspetto politico, un aspetto scientifico. È l'occasione anche per fare il punto della situazione su quella che è l'offerta odontoiatrica anche nel pubblico, dove il Friuli Venezia Giulia e Trieste in particolare è riconosciuta come forse l'esempio più avanzato in tutta Italia, e quindi è il momento anche per condividere buone pratiche. Punto centrale anche di questa edizione è la sessione poster, che ha già raccolto oltre 670 lavori provenienti da tutte le sedi universitarie italiane. Per la prima volta, sempre legato alla sessione poster, è stato istituito un premio in denaro assegnato al miglior lavoro, premio dedicato al professor Guido Maria Macaluso, recentemente scomparso. Tra gli appuntamenti che si svolgeranno durante il congresso del Collegio dei Docenti, anche l'84esima Assemblea Nazionale della ISO. Presentata oggi la 24esima edizione del Trischele, il Festival internazionale di musica celtica, che prenderà il via domani e rimarrà fino al 30 giugno nel boschetto del Ferdinandeo. Sono come ogni anno in moltissimi ad aspettare l'edizione del Trischele, Festival internazionale di musica e cultura celtica, che prenderà il via domani, venerdì 21 giugno e fino a domenica 30 nel boschetto del Ferdinandeo. La programmazione di Trischele comprende appuntamenti che spaziano dai concerti di artisti internazionali al teatro, alla musica, alla danza, al cinema, alle arti visive, ai laboratori e alle conferenze interattive. Il festival offre anche un palcoscenico ai giovani musicisti del Friuli Venezia Giulia attraverso la rassegna Spazio e gruppi locali, promuovendo così il talento locale. Tante novità, tanti laboratori, ne abbiamo quasi 80 quest'anno in 10 giorni, quindi ci sarà una scelta infinita, le persone non potranno annoiarsi e ci sarà un laboratorio ogni ora. 15 gruppi musicali arrivano dall'Italia, ma tanti per la prima volta in assoluto, in esclusiva per Italia e Trischele dall'estero. Come ogni anno la rappresentanza delle band straniere è molto importante. Oltre ai The Celtic Tramps dalla Francia, in esclusiva per il Trischele, saliranno sul palco il 22 giugno gli scozzesi Gnos, che proporranno musica celtica contemporanea. Il 26 e 27 giugno arriveranno dalla Sassonia e Fabula.
Dalla Repubblica Ceca arriveranno i Tempus il 27 giugno con musica melodica medievale in chiave fantasy. Si esibiranno anche gli Shiban dalla Polonia con musica celtica tradizionale arrangiata in chiave moderna e il 29 giugno i Lirre, sempre dalla Polonia, con metal sinfonico. A seguire nei giorni successivi ci saranno gli Hydrorat Fantasy Band dalla Bielorussia e come ultima band gli spagnoli di Siviglia dei Groggy Dogs che fondono punk, metal e ska ai canti dei marinai. Triesche è anche itinerante, abbiamo 9 tappe itineranti, le prime sono partite un paio di giorni fa con i parchi rionali, quindi Villa Revoltella e Villa Engelmann, poi saremo a Muggia la prossima settimana e poi si passerà ai vari comuni come Sistiana Mare con Promoturismo che ci concede l'area della terrazza per un concerto d'arpa celtica e voce, fino a finire a Gorizia in un festival mondiale che ci ospita come folk in promozione di Go 2025. È tutto, siamo lunghi, dopo la pubblicità, l'approfondimento è con noi Lorenzo Tamaro del SAP. Restiamo in studio per l'approfondimento, siamo in compagnia di Lorenzo Tamaro, segretario provinciale del SAP, grazie per essere tornato nei nostri studi. Intanto per presentare un appuntamento che è in programma lunedì prossimo alle ore 17:30 nella sala Unicusano che sta in via Fabio Severo 14, ed è la presentazione del libro Oltre Frontiera, scritto da Giuseppe Colasanto. Chi è Giuseppe Colasanto? Un nome che... un nome che per Trieste dice qualcosa perché è stato anche il dirigente del settore di polizia di frontiera di Trieste, quindi è stato un funzionario di polizia, adesso in questo momento è in quiescenza, però diciamo che ha avuto esperienze a Ventimiglia, a Lampedusa, a Trieste, quindi già da queste città capiamo che è un conoscitore di quello che è l'argomento che è molto attuale, quello dell'immigrazione. E poi, come ho detto prima, è stato anche dirigente del settore della polizia di frontiera di Trieste. Ma non solo queste cose qua, lui ha fatto delle missioni di cooperazione internazionale in Bosnia e Erzegovina, in Albania, in Kosovo, in Libia e adesso per la UE in Giordania. Quindi stiamo parlando di una persona che sicuramente conosce la materia, conosce il fenomeno direttamente da quello che ha visto lui personalmente e non da quello che magari noi raccontiamo tante volte. E lo conosce anche da più punti di vista. E lo conosce anche dal punto di vista dei paesi o comunque dei luoghi da dove la gente arriva. Tra l'altro sarà presente appunto e parlerà con il nostro amico e collega Nicolò Giraldi di Trieste prima. Quindi, sì, insomma... credo sia anche Nicolò Giraldi sia una figura appunto di rilievo per quanto riguarda questo argomento, proprio perché come da giornalista ha credo affrontato più volte proprio il percorso della rotta balcanica, quindi ha visto anche lui in diretta personalmente quello che è il viaggio che affrontano queste persone e che vengono qui. Che cosa probabilmente noi non conosciamo? Giustamente la rotta balcanica, l'immigrazione ci viene raccontata in un certo modo, insomma. Che cosa può essere che noi non conosciamo? Beh, ci sono mille sfaccettature, insomma, ci sono delle organizzazioni criminali che operano proprio su questo campo, su questo argomento. C'è tanta fatica che noi abbiamo anche da quest'altra parte, no? Da quest'altra parte del confine, no? Diciamo che sicuramente è un fenomeno che oggi incide moltissimo per quello che è la vita di tutti noi, ma anche dal punto di vista lavorativo nostro, perché oltre a dover contrastare quello che è appunto le organizzazioni criminali, quindi l'immigrazione clandestina, dopo ovviamente c'è tutto il tema dell'accoglienza e chiaramente del magari
del riconoscimento dello status del rifugiato, oppure delle espulsioni, delle riammissioni, quindi, oppure anche quello dell'ordine pubblico, che vediamo uno dei problemi maggiori oggi proprio nelle nostre piazze, dove molti dei fatti che accadono sono proprio per mano di extracomunitari che evidentemente non hanno trovato spazio e non si sono integrati nella nostra società, e oggi appunto purtroppo si delinquono e quindi creano un problema. Quindi insomma un problema direi enorme che va a incidere non poco anche per quanto riguarda la nostra professione, e quindi affrontare con delle persone esperte come appunto il dottor Colasanto e Nicolò Girardi un tema e capire un po' il perché accadono queste grandi migrazioni anche sul nostro territorio, io credo sia una cosa che ci onora anche il fatto che come sindacato di poter organizzare appunto questo evento. Insomma, ne avevamo in realtà già organizzato uno in ottobre del 2023 dove appunto era presente sia il dottor Colasanto e anche Fausto Biloslavo proprio sulla rotta balcanica. Qui questa volta invece si parlerà proprio del libro e quindi delle esperienze dirette che questo funzionario di polizia ha affrontato nella sua carriera. Che cosa ci dice il giuramento, che cosa vi dice il giuramento quando è avvenuto? Ieri? L'altro ieri? Sì, ma dice delle cose positive e delle cose negative. Le cose positive sono che ieri hanno giurato qua a Trieste 407 nuovi agenti di polizia, un buon numero sicuramente, che fanno parte di quei 2337 del 225esimo corso appunto. È un numero buono rispetto agli anni passati, sicuramente non sono quelli degli anni precedenti che si arrivava anche a 4.000 arruolamenti in un anno, ed era quello che appunto garantiva un turnover che è quello che serve per appunto garantire la sicurezza del nostro paese. Sappiamo che negli anni precedenti, con precedenti governi, abbiamo avuto uno stop del turnover, quindi a causa della spending review, e quindi questo ha generato sicuramente delle mancanze gravissime in termini di numeri, e ha generato anche un notevole pensionamento proprio che è in corso in questi ultimi anni, tanto che di questo ultimo corso 24 neoagenti sono stati destinati a Trieste, quindi si può pensare sia un ottimo numero, diciamo, ma non lo è proprio perché come effetto dei trasferimenti, delle entrate e delle uscite dei ruoli ordinari, ma soprattutto i pensionamenti, purtroppo il numero resta sempre in deficit, quindi non riusciamo a recuperare quell'ammanco che si è creato nel corso degli anni precedenti, e anche se abbiamo un'iniezione di giovani come è stata quella di ieri, comunque positiva, non riusciamo però a colmare quel gap che si è creato nel corso degli anni. Tornando alle sì, prego. E dopo c'è un altro problema, e su questo io insisto anche sul fatto che bisogna assolutamente investire, il discorso delle scuole. Se noi vogliamo recuperare questo gap che si è creato nel corso degli anni, abbiamo la necessità che vengano indetti dei concorsi straordinari, quindi delle assunzioni maggiori rispetto a quelle che appunto si stanno facendo ora. Per fare ciò però abbiamo bisogno anche di istituti di istruzione e di istruttori, cosa che purtroppo, sempre a causa della spending review, purtroppo ci sono state diverse chiusure di appunto istituti di istruzione e non abbiamo più tutti quegli istruttori che avevamo in passato. Quindi un problema molto complesso che va però affrontato se vogliamo appunto recuperare e dare quelle risposte che le strade di oggi, di tutte le città d'Italia, compresa Trieste, stanno chiedendo. Abbiamo tempo ancora 2 minuti per tornare un attimo sulla questione immigrazione, perché insomma, desumo che adesso il caldo, questo, insomma, si fa sentire anche per quanto riguarda il vostro lavoro. Assolutamente, insomma, la sospensione di Schengen ha portato sicuramente, tra l'altro, sì. ha portato sicuramente a
di risultati positivi, perché effettivamente noi abbiamo una riduzione dei rintracci e quindi sicuramente abbiamo anche degli effetti positivi, anche dei maggiori arresti, soprattutto per quanto riguarda i passar. Quindi diciamo il dispositivo non è inutile, anche se non è sicuramente perfetto, si potrebbe fare molto meglio. Sicuramente la logistica non è adeguata e il problema che abbiamo ora molto, molto forte è quello del caldo, e quindi non abbiamo i nostri agenti che sono sul territorio, non sono protetti dal caldo, dal sole, e quindi io credo che sapendo che c'è stato questo, diciamo, allungamento dei tempi per il discorso della sospensione di Schengen, è necessario che in tempi brevi si possa anche appunto dare la possibilità a questi agenti di poter operare anche in zone adeguatamente ombreggiate, insomma. Sì, perché appunto non è cosa da poco, ed esumo anche che non è che poi che ci sia anche la necessità, cioè la divisa quella è, non è che uno può inventarsi. Certo, però passare ore e ore sul sole, dico, chiaramente, ecco, quindi io credo che sia una cosa veramente urgente. Se voi vi capita di passare per i confini vedrete che appunto ci sono questi mezzi della polizia, ma attualmente non ci sono dei ripari appunto per il discorso del caldo. Io credo che anche dal punto di vista prettamente sindacale questo sia una cosa che va affrontata nel più breve tempo possibile. Che poi questi ripari riparano anche dalla pioggia, fra l'altro. Fra l'altro, sì. Ricordiamo allora in chiusura l'appuntamento di lunedì alle 17:30 in Sala Unicusano per presentare questo libro che si chiama appunto Oltrefrontiera. Ricordo che l'Unicusano sta in quel palazzo che una volta era sede di un ufficio distaccato dell'INAIL, quindi se qualcuno magari se lo immagina, quello è il palazzo, ed è una sala anche, devo dire la verità, molto funzionale. Grazie Lorenzo Tamaro, segretario provinciale del SAP, per essere stato con noi, buon lavoro. Grazie. Adesso noi ci fermiamo, torniamo domani alle ore 7 con Sveglia Trieste, ci saranno il consigliere regionale Carlo Grilli e Bressan del PD, Luca Bressan, consigliere circoscrizionale capogruppo in 4ª circoscrizione. Buona serata a tutti e arrivederci.